Venerdì 23 dicembre, presso lo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, si è tenuta la 7ª partita del campionato nazionale di eccellenza. Oggi in campo c'era solo una squadra affamata di gioco e con una determinazione tale da superare qualsiasi ostacolo. Mogliano oggi ha fatto una grande partita, ha giocato ed ha commesso errori, ha concesso punti all'avversario ma ha stretto i denti ed ha saputo recuperare il distacco, stranamente anche con una certa tranquillità. Padova ha saputo sfruttare tutte le occasioni concesse dalla squadra di Casellato e poco altro. Ha tentato di aggrapparsi a quello che è uno dei suoi punti di forza, la rolling maul, ma stavolta non è bastato. Grande prestazione di tutti i ragazzi che hanno dato anche il 110% per sopperire ai molti infortuni, soprattutto in prima linea con degli stoici Meggetto e Andrea Ceccato, in campo fino allo stremo delle forze. Su tutti, grazie anche all'aiuto di tutti i compagni, un Nicolò Fadalti quasi perfetto nelle trasformazioni dei piazzati e molto propositivo nel gioco aperto. Non a caso nominato uomo del match. Insomma, per Mogliano una bellissima giornata di rugby. Un discreto primo tempo, diciamo che molto bene la prima mezz'ora, poi abbiamo iniziato a commettere una serie di errori abbastanza vistosi, il primo sulla prima meta del Mogliano e poi un secondo tempo molto arruffone, molto disordinato e per cui senza ordine e disciplina le cose diventa difficile farle. Il Mogliano ha fatto la sua partita, l'ha fatta anche bene, l'ha vinta e noi dobbiamo fare mia colpa. Abbiamo fatto una partita di sostanza, abbiamo limitato gli errori per cui i palloni da dare all'avversario, che è una nostra nota dolente, giocando molto si sbaglia anche molto. Quest'oggi non abbiamo sbagliato tanto, abbiamo sbagliato in 2 occasioni e ci hanno fatto anche 2 mete, per cui siamo contenti della prestazione. Tutto quello che avevamo studiato in settimana è andato bene, qualche volta funziona e adesso siamo sereni. Abbiamo 2 partite scontro salvezza a Reggio e a Catania e col Catania in casa e dopo abbiamo fatto un girone di ritorno, dopo tireremo le somme e se dovessero venire dei risultati positivi da queste 2 partite potremmo dire di essere al 99% salvi, per cui quello è il nostro obiettivo. Umiltà e lavoro sono gli ingredienti per andare lontano e raggiungere gli obiettivi prefissati.